alla conquista pacifica dei quartieri. Il PD di Treviso parte in tour nelle diverse zone della città, specialmente quelle più periferiche. Il candidato sindaco Giovanni Manildo, i consiglieri comunali e i rappresentanti dei democratici, ma l'invito è esteso anche alle altre forze della coalizione, andranno ad incontrare i cittadini e a verificare di persona i problemi di quella porzione del capoluogo della Marca. Giovanni Manildo. Certo, si incomincia da sabato e copriremo tutti i quartieri per conoscere in modo sempre più vicino alle esigenze quelli che sono veramente i problemi di tutti. Andremo in ogni quartiere e ci confronteremo con le nostre idee e con quelle che ci porteranno tutti in un'ottica di veramente dialogo e ascolto delle esigenze dei cittadini. Si parte sabato prossimo da San Giuseppe alle 10, un percorso dai piedi del Cavalcavia fino a Ponte Ottavi sul Sile. Diverse le questioni in ballo, spiega Giancarlo Zuliani, consigliere comunale del PD, dalla cattedrale nel deserto della Treviso Servizi al recupero e alla valorizzazione dell'area verde superstite tra la tangenziale e il Sile. E per evidenziare le carenze delle piste ciclabili del quartiere, i militanti del PD compiranno il loro sopralluogo in bicicletta. Il segretario provinciale Roberto Grigoletto non si lascia sfuggire l'occasione per una battuta. Sì, il nostro auspicio è quello di fare una campagna elettorale che si basi proprio sui problemi dei cittadini, dei trevigiani, e quindi è per questo motivo che noi andiamo nei quartieri a incontrare i cittadini. Speriamo di incontrare anche gli altri candidati, a cominciare da Zanetti, Paperone Paperoni e i suoi amici qui qua, con i quali vorremmo davvero confrontarci sulle cose di cui hanno bisogno i trevigiani. E viceversa, io credo che la campagna elettorale sarebbe una campagna solamente così ideologica e populistica e che non avrebbe niente a che fare con i bisogni reali dei cittadini. Voi in bici, ma Zanetti forse arriverà con qualche altro mezzo? Sì, penso di sì. Paperoni chiaramente non arriva in bicicletta, ma arriverà sicuramente in Ferrari. Ma purché venga, noi siamo disponibili anche ad incontrarlo. La tappa successiva è in programma la settimana prossima a Santabona o a Monigo. L'iniziativa poi proseguirà per tutti i weekend fino alle elezioni comunali del 26 e 27 maggio.